la sua memoria difensiva, indagini scadute e accuse inattendibili e chiede l'archiviazione. Intanto spunta la sua lista nera, giornalisti, politici, scrittori, l'ordine dei giornalisti stigmatizza. Olimpiadi Milano Cortina 2026, fuga di notizie, Simico costretta a cancellare la gara per l'impianto Apollonio Socrepes e a procedere con un nuovo bando. Sabato pomeriggio ad alta tensione a Padova per il doppio corteo, quello di Casa Pound e quello del centro sociale Pedro, centinaia di uomini in divisa per evitare scontri, in piazza anche il questore Odorisio. Riceve la consegna di un pacco con 9 kg di droga e chiama i carabinieri. È accaduto a Montegrotto Terme. La droga, che non era indirizzata al destinatario, ha permesso ai militari di fare 2 arresti. Poteva trasformarsi in un'autentica tragedia. La bravata di un 17enne che a Colle Umberto si è messo alla guida dell'auto della madre ed è finito in un fosso. È grave al Cafoncello. Nella chiesa di Tremignon di Piazzola sul Brenta, i funerali di Franco Bergamin, l'80enne ucciso a Limena dall'amico che ospitava. Ben voluto da tutti, in tanti si sono dati appuntamento per l'ultimo saluto. Tribunale della Pedemontana, si allaga il fronte del no, sindaci in presidio davanti al Tribunale di Vicenza per annunciare altre firme nella lettera da inviare al Ministro della Giustizia Nordio. Domani al Penzo va in scena la sfida tra Venezia e Napoli, attesissima partita fondamentale sia in chiave scudetto che per gli arancione-verdi, che hanno bisogno di punti anche se troveranno di fronte uno dei club più quotati. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In primo piano dunque l'inchiesta Palude con il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che ha depositato la propria memoria difensiva chiedendo l'archiviazione del procedimento a suo carico. Un'analoga richiesta è stata avanzata anche dal direttore generale del comune Morris Ceron. Sono allucinato sta roba qua, cioè i diritti delle persone, io non auguro a nessuno di finire in una situazione del genere, dico ma sulle carte si capisce, ci sono delle robe, mi hanno iscritto con un nome di fantasia, procedura, mi dicono gli avvocati, ripeto non sono un esperto, che non esiste praticamente, ma poi comunque anche se fosse, tu hai dei tempi per tenermi cioè ci sono dei tempi, ci sono dei diritti costituzionali, guardate che oggi succede a me sindaco, ma domani può succedere a chiunque. E dico, ma se succede a chiunque, cosa fa questo qui? Mi hanno tenuto indagato per anni, non si può fare così. Si conclude con la richiesta di archiviazione, la memoria difensiva depositata da Luigi Brugnaro per l'inchiesta Palude. La richiesta la avanza il sindaco di Venezia, così come il suo direttore generale Morris Ceron, ma secondo Brugnaro dovrebbe arrivare da sola, di fronte a un'indagine definita zeppa di contraddizioni, senza prove, senza riscontri, inattendibile nelle accuse e negli accusatori e discutibile anche nelle procedure. Sono stato inquisito, oltre ai miei i diritti normali, sono stati proprio violati completamente perché 1 anno e 10 mesi in più di quello che la legge prevede, cioè sono violati i diritti costituzionali di una persona. E poi c'è questa idea di un tunnel, proprio un'idea, ha preso questo che dice questo signore Vanni e l'ha preso come fosse il Vangelo. Brugnaro respinge ancora una volta tutte le accuse e non si capacita di trovarsi indagato. Non è che faccio paura a qualcuno, per fatalità qualche mese prima, che tutta sta cosina è venuto fuori prima del Domani, poi Report, fatalità qualche mese prima che poi si andava a eleggere il Presidente della Repubblica. Io avevo appena aperto Coraggio Italia. Non è che c'è qualcuno che ha paura di gente indipendente. In queste ore a scuotere il dibattito politico veneziano c'è anche la notizia di una lista in cui sarebbero stati annotati con un livello di gravità da 1 a 5 coloro che avrebbero offeso il sindaco in questi anni, da blogger a giornalisti fino a pagine social satiriche. Abbiamo un avvocato che sta tirando su tutto il materiale quando avrò finito di fare il sindaco per denunciare per diffamazione tutti quelli che in questi anni mi hanno attaccato e qualcuno avrà segnato tutte le cause e le passa all'avvocato. Quando sarà vedremo di cosa si tratta e decideremo se agire legalmente con questi per chiedergli tutti i danni per quello che mi hanno fatto. Perché in alcuni casi c'erano gli esponenti dell'opposizione. Ma sugli esperimenti dell'opposizione non parlano già i cittadini, questa è una questione politica. Adesso io mi sto cercando di dividere le due cose. Stanno sporcando tutta la vita intera di una persona che ha agito sempre nell'interesse pubblico. Io ho fatto sempre soltanto l'interesse pubblico, proprio contro i miei interessi. Si addensano nubi nere sui lavori in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. Simico si è infatti vista costretta a cancellare la gara per un impianto come quello di Apollonio Socrepes, ritenuto assolutamente fondamentale. A seguito della diffusione di notizie apparse sulla stampa in cui venivano riportati i nomi delle ditte che avrebbero partecipato per la prequalificazione indetta nell'ottica della realizzazione dell'impianto di risalita Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo, Fabio Saldini,
commissario di governo e amministratore delegato di Simico, ha deciso di annullare la gara nel rispetto delle norme del Codice degli Appalti, a garanzia della legalità degli atti e della loro trasparenza. Si ravvisa infatti che a gara in corso, prima ancora della ricezione delle offerte, si trattava in questa fase di una mera qualificazione delle imprese concorrenti, la diffusione dei nomi dei presunti partecipanti è ritenuta grave e inaccettabile, poiché la pubblicizzazione di tali dati è illecita ai sensi del Codice Appalti. La società si riserva ora di valutare con la massima urgenza, già nelle prossime ore, una nuova procedura che possa rispettare i termini più stringenti per non compromettere la realizzazione dell'opera strategica in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026. E andiamo a Padova, è un sabato pomeriggio ad alta tensione, questo che stiamo vivendo, per due cortei, da un lato quello di Casa Pound, dall'altro del centro sociale Pedro, centinaia gli uomini e le donne in divisa per evitare gli scontri che al momento non ci sono stati, ma chiediamo conferma alla nostra Chiara Gaiani che si trova lì sul posto insieme a Tommaso Migot. Buonasera Chiara. Sì, buonasera Francesca, buonasera a tutti i telespettatori di Antena 3. Sì, ti confermo, per ora i due cortei si sono svolti in modo pacifico, in realtà un corteo e un presidio. Presidio quello degli antifascisti che si è dato appuntamento in piazza Antennere fino a un quarto d'ora fa, quando hanno iniziato a muoversi lungo le vie del centro di Padova per raggiungere il posto dove ci troviamo adesso con Tommaso Migot, ovvero il Liston. Sono davanti al comune con questo striscione in cui si dice Padova è antifascista, il comune che è proprio di fronte all'Università di Padova. Un pomeriggio molto lungo, quello vissuto dalle città, iniziato alle 3 con il presidio antifascista in piazza Antennere, dove è sede la provincia di Padova e anche la prefettura, mentre intorno alle 3:30 hanno iniziato ad arrivare gli aderenti a Casa Pound, che si sono invece dati appuntamento nella zona della caserma Prandina per poi da Corso Milano, dalla rotonda del Porta Savonarola, arrivare in piazza Insurrezione. I partecipanti, il presidio, e potete anche vedere adesso dalle immagini di Tommaso Migot, antifascista, ha superato sicuramente le 500 persone. Dall'altra parte Casa Pound ha sfilato lungo Corso Milano con le bandiere dell'Italia, urlando slogan dicendo basta mafia, antifascista, era proprio lo striscione nero del corteo, e appunto presentandosi alla città con quella che hanno anche definito una prova muscolare, anche se composta, contro l'aggressione che c'era stata ad alcuni loro aderenti lo scorso 15 febbraio. Ma allora io vi farei sentire proprio Sergio Filacchioni, il responsabile del blocco studentesco di Casa Pound, responsabile nazionale, che ci spiega i motivi di questa manifestazione in città. Siamo qui a rivendicare il nostro diritto di stare in piazza senza dover essere tacciati come nemici del popolo e soprattutto senza che nessuno possa pensare di presentarsi a un nostro evento politico e cercare di buttarci fuori fisicamente. Noi è un compromesso che non abbiamo mai accettato e che non accetteremo mai. Non faremo passi indietro davanti a chi si pone con la violenza di fronte a noi. Da dove arrivate? Non solo dal Veneto? Soprattutto dal nord Italia. Io sono romano, sono venuto qui perché sono responsabile nazionale e comunque era un richiamo forte che ho sentito, perché anche a Roma la violenza dei collettivi o comunque la prepotenza dentro l'università, dentro le scuole si fa sentire. Quando sentiamo ancora dopo 50 anni cori come uccidere un fascista non è reato, sento il richiamo di chi ha chiamato una piazza per rispondere a un'aggressione fatta contro dei militanti politici che sono stati riconosciuti come nemici e non come competitor politici o semplice dialettica politica. Noi siamo riconosciuti da una certa parte dell'antifascismo come un nemico e quindi rispondo a questa chiamata e sono venuto. Lei appunto sente di essere in una città dove molti la considerano nemico? No, io non penso che ci siano città che ci considerano nemiche, ci sono organizzazioni che ci considerano nemici, che cercano di buttarci fuori dall'agone politico, ma succede da 20 anni, succede dentro le scuole quando qualcuno si presenta a un nostro volantinaggio e cerca di impedircelo, succede dentro l'università quando un banchetto viene assaltato ai cori, appunto uccidere un fascista non è reato, quindi l'Italia non è contro Casa Pound, non è contro il blocco studentesco, l'antifascismo lo è, ma per sua natura, perché ormai come contenuto ideologico ha poco da proporre e si cimenta solo nell'odio permanente verso un'altra fazione politica. Ecco,
Durante il corteo, nota a margine, una persona da una finestra affacciata su Corso Milano ha sventolato una bandiera del Marocco, un corteo sorvegliatissimo. Intanto qui sul Liston si sta facendo una danza da parte appunto di tutti gli aderenti di vari collettivi studenteschi del Centro Sociale Pedro, delle organizzazioni antifasciste. Vi dicevo, una città blindata per tutto il pomeriggio, l'elicottero della polizia in piazza, anche il questore a sorvegliare le due distinte manifestazioni. Il presidio si è dato appuntamento antifascista alle 15 in piazza Tennere, un presidio che era stato autorizzato come presidio statico. La fiaccolata partirà alle 20 sempre da piazza Tennere, organizzata dai sindacati, da altre associazioni. C'è stata una sorta insomma di dibattito, infatti si sono mossi con una bicicletta davanti, arrivando qui sotto al comune. Tutto il pomeriggio del presidio antifascista è stato seguito dal collega Francesco Ratai, che ha raccolto anche alcune interviste. Allora io direi che vi lascio da Padova con le interviste raccolte da Francesco Ratai. Ringrazio per la collaborazione tecnica Tommaso Nigotto. Continuiamo a seguire ovviamente quanto accade, nel caso riprenderemo la linea da Padova. Sentiamo le interviste. Non possiamo accettare che una manifestazione fascista passeggi per Padova senza dimostrare che Padova è un'altra cosa. Padova è una città antifascista, una città solidale, una città aperta. Oggi perché non accettiamo la presenza di realtà neofasciste come quella di Casa Pound, che porta avanti delle politiche repressive, pericolose e fortemente xenofobe. Padova è una città antifascista, l'ho ribadito più volte e saremo in piazza in tante a dimostrare da che parte sta la città. Dimostrare la nostra lontananza da valori che non appartengono più a questo paese, che dovrebbero essere ormai dimenticati e che purtroppo tornano in un periodo storico dove di certo c'è bisogno di sensibilità, fratellanza e unità contro ciò che è stato veramente. Nella chiesa di Tremignon di Piazzola sul Brenta, i funerali di Franco Bergamin, l'80enne ucciso a Limena dall'amico che lo ospitava. Un cielo cupo e grigio accoglie la salma di Franco Bernardo Bergamin, un mazzo di fiori colorati sulla bara di legno chiaro, quasi a spezzare la monocromia quando arriva sul sagrato della chiesa dedicata a San Giorgio a Tremignon di Piazzola sul Brenta, accolta dal saluto del parroco Don Andrea Pernichele. Ad attendere l'80enne sono in tanti, 500 persone si sono date appuntamento nella chiesa per salutare l'amico e portare la vicinanza e l'affetto alle sorelle Rosanna e Bernadetta con i nipoti e il cognato Gianni, l'uomo che il 5 marzo ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine nell'appartamento di Limena dove è stato trovato il suo corpo senza vita, chiuso da giorni dal 22 febbraio in 2 sacchi di plastica nella stanza degli armadi. Ho lasciato la vita terrena per un luogo pieno di calore e festa come ero io, così la famiglia nell'epigrafe, con il volto sorridente di Franco, i capelli lunghi, la camicia rosa e la presenza dei familiari, ma soprattutto dei tanti amici, testimoniano l'affetto per quest'uomo, una buona persona che si è fidata anche di Alessio Battaglia, il 40enne triestino che viveva con lui da qualche tempo, adesso in carcere a Padova per l'assassinio di Franco, avvenuto dopo una violenta lite, come ha confessato Battaglia agli inquirenti. Non si parla di quanto accaduto in chiesa, si prega per Franco, affidato a Dio da Don Andrea Pernichele con queste parole. Ecco, la perfezione che Dio ci domanda non è quella di chi ha le mani totalmente incontaminate, no. La perfezione sta nel tentare giorno per giorno di assomigliare
per quanto possibile un po' di più al nostro Dio, che è il Dio della pace, il Dio della misericordia, il Dio del perdono, il Dio della giustizia. Il cielo è ancora grigio quando Franco Bergamin lascia la chiesa di Tremignon. Tra le ultime a salutarlo le due sorelle, Rosanna e Bernadetta, con le nipoti. La mano sulla bara ricrea per qualche istante il calore della famiglia. Riceve la consegna di un pacco con 9 kg di droga e chiama i carabinieri. È accaduto a Montegrotto Terme. La droga, che non era indirizzata al destinatario, ha permesso ai militari di arrestare 2 persone. 9 kg di marijuana nascosti in un pacco arrivato dalla Spagna. Immaginate la sorpresa del malcapitato, un 32enne moldavo che vive a Montegrotto Terme, quando si è ritrovato tra le mani lo stupefacente. Senza perdere un attimo, l'uomo ha chiamato i carabinieri che, giunti a casa sua, sono risaliti da una parte al mittente del pacco, dall'altra al reale destinatario della droga, un 32enne romeno che vive a Padova, che aveva lasciato al Corriere la sua utenza telefonica. L'uomo è stato intercettato mentre in auto con un 35enne albanese residente a Veggiano stava andando proprio all'indirizzo di destinazione del pacco per ritirare la droga. Alla vista dei militari i 2 hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati. Dalla perquisizione nella casa di Padova del romeno sono saltati fuori anche una ventina di grammi di MDMA, pericolosa droga sintetica, e 4.500 euro in contanti. Per i 2 è scattato l'arresto, la droga e i contanti sono stati sequestrati. Ci spostiamo in provincia di Treviso. Poteva trasformarsi in un'autentica tragedia la bravata di un 17enne che ieri sera a Colle Umberto si è impossessato dell'auto della madre ed è finito in un fosso. Le tracce rimaste a terra tra asfalto e fossato parlano di una traiettoria impazzita e quasi certamente di una velocità elevata, fattori che solo per poco non hanno trasformato quella che appare come una bravata in tragedia. Sono circa le 21 in via Pastrengo a Colle Umberto quando un'auto finisce ruote all'aria nel fosso dopo una carambola lunga diverse decine di metri. Lanciato l'allarme, sul posto arrivano gli operatori del SUEM 118 anche con il soccorso e carabinieri. Sono i vigili del fuoco del distaccamento di Conegliano, non senza difficoltà, a estrarre il conducente dalle lamiere. Qui la sorpresa: si tratta di un 17enne del posto che, vista l'età, è senza patente. La strada è una strada stretta, è finito nel fosso, però voglio dire, per fortuna che insomma è vicino anche all'abitato, fosse successo da qualche altra parte in un campo, magari con i fossi pieni d'acqua, poteva essere veramente una tragedia. Trasportato al Cafoncello in gravi condizioni ma vigile, il ragazzo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alle vertebre. Stando a una prima ricostruzione, il 17enne si sarebbe impossessato dell'auto della madre poco prima. Per la donna, ignara di tutto, è stato uno shock. La mamma non si capacita del gesto, come ogni madre che può aver allevato con tutto l'amore del mondo e la forza che una donna ha a un figlio, che ha fatto un colpo di testa come quello di ieri sera. Torno a dire, fa notizia, ma è un caso del tutto isolato. La vicinanza alla mamma da parte mia totale, e spero di poter parlare anche col ragazzo per scambiare 2 parole e capire le ragioni del gesto. In attesa di spiegazioni, quando il quadro clinico lo consentirà, il primo cittadino lancia un monito rivolto soprattutto ai leoni da tastiera, invocando un concetto, quello della responsabilità. Si leggono tanti commenti sui social in queste ore, si dà la colpa ai genitori, si fa anche dell'ironia. Dico che in questi casi, voglio dire, le colpe dei figli non ricadono sui padri e sulle madri. A 17 anni bisogna avere ormai quel minimo di coscienza per sapere che non si prende sulla macchina se non hai la patente, ma fare male anche agli altri. Sembra banale, ma più di così non so cosa dire. Il Tribunale della Pedemontana si allarga il fronte del no. Sindaci in presidio davanti al Tribunale di Vicenza per annunciare altre firme nella lettera da inviare al Ministro Nordio. Dalla A di Agugliaro alla Z di Zovencedo si allarga il fronte dei sindaci che chiedono al Ministro della Giustizia Carlo Nordio di non dare vita al progetto del Tribunale della Pedemontana.
La seconda lettera, dopo quella presentata a Schio, è stata ufficializzata da una delegazione di sindaci davanti al Tribunale di Vicenza e ormai è mezza provincia, letteralmente, che tira per la giacca il guardasigilli perché il nome di Bassano venga eliminato dal progetto di legge sulla riapertura di una manciata di tribunali soppressi dai tagli di una dozzina d'anni fa. Le carte, secondo fonti ben informate, galleggerebbero da settimane fuori dalla porta dell'ufficio di Nordio, che ha già i suoi problemi fra riforme e scontri con la magistratura. Il momento, quindi, pare propizio per il fronte del no, che con 59 firme di mezza provincia iberica intende mettere il piede nella porta prima che il provvedimento passi in Consiglio dei Ministri. Ma la presa di posizione ha creato una frattura profonda nel territorio, che si scopre improvvisamente lacerato fra est e ovest, con una distanza ormai siderale e glaciale fra Bassano e Vicenza. La stessa distanza che si era creata quando, qualche anno fa, la città del Ponte sembrava poter puntare a diventare capoluogo di provincia e poi abbiamo visto come è andata a finire. Stavolta però c'è di mezzo un territorio che di province ne comprende 3, con 500.000 di abitanti e un PIL impressionante. Quindi il peso della faccenda è decisamente diverso, tanto in termini di prospettive quanto in quelli di uno scontro fra territori che si preannuncia inevitabile. Noi, in attesa di avere una dichiarazione nuova dal Ministro e in assenza di una smentita sua o del Ministero su quanto detto addirittura nel giugno del 2023, vi proponiamo quella che al momento resta l'unica, definitiva e certa presa di posizione del Governo rispetto a quanto sostenuto dal fronte del no. Laddove si dovesse arrivare a una riapertura di 1, 2, 3, 4 di queste strutture a suo tempo soppresse, questo non avverrebbe mai, e sottolineo mai, a discapito degli uffici vicini. Il Ministro ribadisce proprio che il personale sarebbe l'ultimo dei problemi. In poche parole, non sottrarremo mai né magistrati né collaboratori amministrativi per creare o ricreare questi nuovi. Preoccupazione alla base di Aviano. Dopo lo stop alle assunzioni è stato chiesto un incontro con il governo. Continua a far crescere la preoccupazione tra i dipendenti della base di Aviano per quanto sta accadendo nelle ultime settimane. Tutto è iniziato con una lettera inviata da Elon Musk a capo del Dipartimento per l'efficienza governativa, con cui chiedeva ai dipendenti di fornire un resoconto dettagliato sulle attività svolte nella settimana precedente. Poco dopo è arrivato il blocco delle carte di credito governative utilizzate dai dipendenti civili americani e italiani, limitandone l'uso a un importo simbolico di $1. Poi l'ultimo provvedimento, lo stop alle assunzioni di personale civile italiano. Questo significa che i concorsi già avviati sono stati sospesi, i contratti a termine non verranno rinnovati e i posti lasciati liberi dai pensionamenti non saranno coperti. Noi stiamo seguendo attentamente la situazione in merito alla mail, ma anche soprattutto al blocco delle assunzioni. Ci siamo mossi a livello anche di sindacati nazionali, visto che tutto questo coinvolge tutte le basi d'Italia, quindi da Vicenza, Livorno, Napoli, Catania. Ci siamo mossi all'unisono e adesso ci siamo proprio riuniti da remoto l'altra sera. Abbiamo pensato di fare una grossa richiesta di intervento al governo, che si sieda al tavolo con noi e che un attimino che si vada a vedere quelle che potrebbero essere le problematiche, perché ricordatevi che le basi in Italia danno un indotto spaventoso, quindi non è solo lo stipendio di chi lavora dentro, ma è tutto l'indotto esterno che potrebbe un attimino preoccupare. Ecco perché chiediamo un forte intervento da parte del governo, che deve fare attenzione, deve mettere un attimino l'occhio su questa problematica. Una situazione che sta generando forte incertezza tra i lavoratori, mentre l'amministrazione comunale di Aviano sta monitorando attentamente gli sviluppi per valutare eventuali interventi a tutela del territorio e dei cittadini. In questo momento siamo in una vigile attenzione, no? Non siamo ancora nella fase preoccupazione, perché stiamo raccogliendo un po' tutte le informazioni e abbiamo già intavolato un tavolo con le autorità locali per fare un po' il quadro della situazione. Quindi in questo momento la fotografia è questa. Il nostro obiettivo come amministrazione è che in questo percorso naturalmente continui e anche, perché no, si rafforzi il rapporto fra la comunità italiana e la comunità americana, perché è questo che a noi interessa, sia in termini ovviamente di occupazione ma anche di scambio sociale e culturale. Alla Fondazione Giorgio Cini, nell'isola di San Giorgio a Venezia, il ministro Carlo Nordio è intervenuto al Congresso Nazionale dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Ci ha detto prima che è stata una enfatizzazione giornalistica
di una dialettica interna che c'era stata tra di noi, perché c'erano delle proposte diverse sulla costituzione del CSM. Poi quando abbiamo trovato l'accordo, su questo andiamo avanti compatti e la riforma, come ho detto prima, è già passata in un ramo del Parlamento e adesso andrà avanti con la massima celerità. La riforma della giustizia va avanti. Il ministro e guardia sigilli Carlo Nordio dall'isola di San Giorgio a Venezia fuga ogni possibile dubbio sul rischio di rallentamenti. Ospite del convegno organizzato dall'Unione delle Camere Penali Italiane, ha ricevuto un'accoglienza calorosa. Il suo intervento dal palco è stato più volte interrotto da lunghissimi applausi da parte della platea di oltre 400 penalisti da tutta Italia. Un onore, un piacere di ritrovare anche tutti i vecchi amici, a cominciare dai membri e dal direttivo della Camera Penale, tra l'altro su un argomento sul quale scrivo da 30 anni, la riforma del processo, in questo caso la separazione delle carriere e la ricomposizione del CSM. E quindi... A che punto siamo, Ministro, con la separazione delle carriere? Siamo avanti, c'è già stata una prima lettura, adesso andremo avanti in modo molto celere con la lettura al Senato e poi ci sarà la doppia lettura dovuta all'intervallo costituzionale, ma contiamo di arrivare sicuramente entro la fine dell'anno per poi passare al referendum. L'agenda degli obiettivi da raggiungere il Ministero non conosce soste. Dobbiamo raggiungere tutti gli obiettivi del PNRR, che peraltro abbiamo già in parte raggiunto. Dobbiamo rendere più efficiente la giustizia, abbiamo un piano carceri che sta andando avanti con molta determinazione dopo la nomina di un commissario straordinario e poi in prospettiva abbiamo anche tutta una serie di revisioni sul registro degli indagati, sulla informazione di garanzia. Allerta gialla in Veneto fino alle 20 di domani. Il meteo regionale fa sapere che fino alle prime ore di domani il tempo sarà instabile, a tratti perturbato, con ulteriori precipitazioni anche a carattere di rovescio locale temporale. Per questo il centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale ha confermato fino alle 20 di domani l'allerta gialla nei bacini dell'Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone, Basso Bacchiglione e Po, Fissero, Tartaro, Canalbianco e Basso Adige. E siamo allo sport, al calcio. Domani al Penso va in scena la sfida tra Venezia e Napoli. Per il tecnico del Napoli Antonio Conte, quella contro il Venezia alle 12:30 all'orario di pranzo della domenica a Sant'Elena sarà una partita paragonabile alla finale di un mondiale. Il mister del Venezia Eusebio Di Francesco risponde così: sarà una partita difficilissima. Io credo che loro, anche per la mentalità di Antonio Conte, ci vorranno azzannare, però noi dobbiamo rispondere con la stessa intensità, con la stessa rabbia, se la affrontiamo col piglio giusto, con la mentalità giusta, e dobbiamo sempre andare un po' oltre loro. Dico io, per poter pareggiare determinate cose non possiamo essere pari a loro su tutto, se no hanno dei grandi vantaggi e noi ci dobbiamo un po', tra virgolette, superare in questa gara. In Laguna arriva un Napoli in piena corsa scudetto. Per gli arancione-verdi una gara sulla carta proibitiva, ma servono urgentemente punti per continuare a credere nella salvezza. Ci manca un po' dannatamente questa vittoria, ci siamo andati spesso vicino, siamo stati bravi magari a recuperare nell'ultima, però abbiamo avuto sempre quelle opportunità, quelle chance che non abbiamo sfruttato al meglio. E sicuramente il Napoli è una delle squadre che difende molto meglio proprio dai dati, da quello che si dice in questo campionato, concede pochissimo, noi quel poco che ci concederà lo dovremmo sfruttare al meglio. Ne siamo consapevoli e dobbiamo essere ancora più cinici, perché fino adesso non lo siamo stati. Ed è tutto per questa edizione, adesso la sigla e le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buon sabato sera.